Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Catania, la procura chiede e ottiene la perizia psichiatrica per Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena. La giovane parla per la prima volta in aula davanti ai giudici dicendo di non ricordare nulla. Ero posseduto dal demonio è la sconcertante autodifesa di Giovanni Salamone, accusato del femminicidio della moglie avvenuto 7 mesi fa in provincia di Alessandria. I giudici gli negano la perizia psichiatrica. Strage di Monreale, scena muta davanti al giudice per il terzo fermato. Il giovane si è detto soltanto estraneo al massacro. Altri 7 ricercati, tra loro anche una ragazza. Maltempo in Sicilia, in arrivo un ciclone dall'Africa che domani e fino a venerdì porterà pioggia e vento soprattutto sul versante sud-orientale. Scuole chiuse in gran parte dei comuni ionici. Sosta selvaggia a Catania, arrivano le ganasce, prime auto bloccate in via Santa Sofia vicino al pronto soccorso del Policlinico. Oltre alla multa i proprietari dovranno pagare 60 euro. Calcio, pari tra Palermo e Carrarese ed è delusione per i rosa che chiudono la regular season all'8° posto. Sabato iniziano i playoff siciliani in trasferta contro la Juve Stabia. Bentrovati, lo avete sentito in apertura, parliamo di Martina Patti che è stata condannata in primo grado a 30 anni per l'omicidio della figlia, la piccola Elena di soli 5 anni, avvenuto a Mascalucia. La giovane parla per la prima volta davanti ai giudici del tribunale. La procura ha chiesto e ottenuto intanto la perizia psichiatrica. Simona Mazzone. Uccise la figlia Elena di 5 anni e finse un rapimento. Martina Patti, condannata in primo grado a 30 anni per omicidio premeditato, aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato, verrà sottoposta a perizia psichiatrica. A deciderlo i giudici nel processo di appello con la presidente Castagnola, che si è aperto esattamente un mese fa e che oggi si sono pronunciati in aula sulla richiesta avanzata dalla procura nominando 2 periti. Il processo in qualche modo si riapre considerando che per primi forse i giudici si sono posti il dubbio se Martina nel momento in cui ha commesso il fatto era del tutto capace di intendere e di volere oppure se la sua capacità era in qualche modo ridotta anche parzialmente. La sua difesa aveva già chiesto l'assoluzione per incapacità di intendere e di volere e in subordine l'esclusione della premeditazione. La donna aveva confessato il delitto all'epoca dei fatti senza spiegare il movente e oggi per la prima volta ha voluto rendere dichiarazioni spontanee in tribunale. La Patti ha fatto una lunga dichiarazione molto toccante in cui ha raccontato il suo percorso in questi 3 anni e come è giunta a comprendere finalmente il gesto che ha fatto e a non darsi nessuna giustificazione e ha chiesto scusa a tutti. Lei continua a dire che non ricorda quel momento? No, lei in quel momento è offuscata, probabilmente l'ha dimenticato volutamente. In aula presenti i genitori della Patti assieme ad alcuni familiari della donna che hanno seguito sin dall'inizio il processo, assenti invece i parenti del padre della piccola Elena. Ha ucciso la moglie nel sonno 7 mesi fa, adesso in lacrime sostiene che quella notte era posseduto da Satana. Ad Alessandria, in Piemonte, la sconcertante autodifesa di Giovanni Salamone, accusato appunto del femminicidio della moglie Patrizia Russo, entrambi di Agrigento, ma i giudici gli negano la perizia psichiatrica. Eva Spampinato. Ero posseduto da Satana, così Giovanni Salamone, 61 anni, ha cercato di spiegare in aula l'inspiegabile, il femminicidio della moglie Patrizia Russo, 53 anni, colpita a coltellate nel sonno nella loro casa di Solero, in provincia di Alessandria. Un'esplosione di violenza che ha squarciato il silenzio di un tranquillo paese di provincia dove la coppia di origini agrigentine si era trasferita un anno prima. È l'alba del 16 ottobre del 2024 quando Giovanni Salamone chiama i carabinieri e con voce confusa dice: «Mi volevano fregare i soldi, non so spiegare chi e come, ero posseduto». Poco dopo i militari dell'Arma entrano in quella casa, la moglie Patrizia Russo è riversa senza vita nel letto. 7 mesi dopo, in aula, le sue parole gelano la corte d'assise. Ero posseduto da Satana, i giudici respingono la richiesta di una perizia psichiatrica. I legali, difensori, parlano di depressione, di ansia crescente per problemi economici, di un uomo sull'orlo del baratro. Ma la lucida ferocia di quella notte resta. In quel
quell'aula si piange. Piange lui, piangono i figli, Giuliana e Francesco, che si costituiscono parte civile. Solero, 1600 anime, accoglieva una coppia normale, lei insegnante, lui coltivatore d'olio. Un trasferimento dalla Sicilia, un nuovo inizio. Ma dentro quella casa il buio era già fitto e Patrizia lo raccontava con parole preoccupate solo alla sua migliore amica, anche lei ascoltata dalla corte d'assise. Salamone in carcere ha tentato il suicidio, un gesto estremo, come se volesse fuggire ancora, ma dalla colpa non si fugge. La prossima udienza è fissata per il 9 giugno. Non ho fatto nulla, il 19enne dello Zen, Mattias Conti, non ha parlato al GIP ma ha solo reso queste dichiarazioni spontanee. Intanto è caccia ad altri 7 membri del branco dopo la strage di Monreale e ci sarebbe anche una ragazza tra i ricercati. Marco Gulla. Io non ho fatto nulla, sono dispiaciuto però per quanto è successo. Sono state le uniche frasi che Mattias Conti ha reso al GIP in occasione dell'udienza di convalida del fermo sulla strage di Monreale. Gli investigatori sono a caccia degli altri complici dopo i primi 3 finiti in manette, ovvero Salvo Calvaruso, Samuele Acquisto e appunto Mattias Conti. In tutto mancano all'appello altri 7 ragazzi, 4 sono stati riconosciuti nella foto comparsa sui social e poi ne mancherebbero altri 3, l'autore dello scatto e 2 presenze segnalate da più testimoni, una ragazza e un uomo con la barba folta e nera. Un altro fatto è certo, quelli arrivati con i 5 scooter dallo Zen non erano sconosciuti né di passaggio, erano andati a Monreale anche altre volte ed erano abitué di serate in altri locali a Palermo. Lo Zen, intanto, quartiere d'origine dei fermati e dei sospettati, è una polveriera. I pressanti controlli operati dalle forze dell'ordine indispettiscono chi vive nel malaffare ed ecco che, per le famiglie dei 3 arrestati, è arrivata anche una certa pressione a lasciare il quartiere per allontanare i riflettori che al momento sono costanti. I primi costretti ad allontanarsi sono stati i genitori di Salvo Calvaruso, hanno fatto le valigie e abbandonato lo Zen. Anche altri nuclei avrebbero preferito allontanarsi o hanno fatto in modo che i ragazzi non fossero reperibili. Intanto il GIP di Palermo ha convalidato il fermo di Mattias Conti, il 19enne appunto finito in manette ieri con l'accusa di concorso in strage e detenzione illegale di arma da fuoco. Un giro di prestiti ed usura è l'ombra del ricatto sessuale, è il contesto in cui la squadra mobile di Palermo indaga per scovare il movente dell'omicidio di Antonino Arculeo, trovato morto nella zona di Acquedolci ad Alcamo. I familiari avevano denunciato la scomparsa dell'anziano di 72 anni dalla sua abitazione a Partinico, in provincia di Palermo. Dopo essere stato assassinato a coltellate, il corpo è stato bruciato. Situazione fuori controllo nelle carceri italiane, ora anche il sindacato conferma che in cella ormai entrano droga, cellulari e persino armi, ma per la UIL, Polizia Penitenziaria, è impossibile fare i minimi controlli di sicurezza. Lorena Dolci. Le carceri sono piazze di spaccio e che circolano così tanti telefonini, disse appunto l'attuale procuratore nazionale antimafia quando era procuratore della Repubblica a Napoli, che neanche più li si sequestra. La desolante analisi è fatta propria dal sindacato degli agenti penitenziari che si sentono abbandonati a se stessi in carceri sempre più invivibili, 16.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, mentre mancano 18.000 agenti, un mix esplosivo, il risultato 3.500 aggressioni l'anno senza contare i suicidi. In questa situazione diventa difficile ottemperare persino ai controlli minimi di sicurezza. I telefonini entrano, ma entra anche la droga, entrano persino le armi, con tutte le persone che entrano, con la polizia penitenziaria stremata e ridotta negli organici, il sovraffollamento detentivo, è impensabile poter garantire condizioni minime di sicurezza. Molteplici le cause di una situazione fuori controllo. Oltre al sovraffollamento, il sindacato indica i vuoti, le voragini negli organici della polizia penitenziaria, la disorganizzazione imperante, la mancata gestione dei detenuti con patologie psichiatriche, dei tossicodipendenti. A documentare quello che succede dietro le sbarre paradossalmente sono proprio gli stessi detenuti, lo testimoniano i tanti video che circolano sui social.
In arrivo un ciclone sulla Sicilia che domani e fino a venerdì porterà pioggia e vento soprattutto sul versante sud e ionico, scuole chiuse in gran parte dei comuni di quest'area. Tonino De Mana. Scuole, parchi, ville comunali e cimiteri chiusi in gran parte dei comuni. Sono gli effetti di un doppio ciclone che nelle prossime ore impatterà sulla Sicilia che, come vedete, si tinge tutta di arancione. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile regionale prevede una fase di preallarme in tutti i settori dell'isola. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento. È un ciclone insidioso, sostengono gli esperti meteo, quello che risale dall'Africa ed incontra l'aria fredda dal nord Europa. Il primo vortice risalirà dall'Algeria e dalla Tunisia verso le isole maggiori, la Calabria e la fascia ionica, portando nubifragi e venti di burrasca. Nello stesso momento il secondo ciclone si metterà in moto dalle repubbliche baltiche verso i Balcani. Un abbraccio gelido, quello afro-mediterraneo, che porterà pioggia e vento su tutta la Sicilia. A tratti si potrebbero avere nubifragi e grandinate anche di forte intensità. Le temperature saranno in calo di 6-7 gradi, un miglioramento è previsto per sabato, ma il tempo sarà instabile anche domenica. Parola d'ordine insomma prudenza, che rispecchia le ordinanze dei sindaci pronti a chiudere scuole da Catania a Siracusa fino ad Agrigento, parchi e luoghi pubblici all'aperto, in nome e per conto di una sicurezza che in questi casi non è mai troppa. A Catania sosta selvaggia e scatta l'era delle ganasce. Vediamo. Ore 9:40, la prima auto verbalizzata è bloccata. A Catania scatta l'era delle ganasce, estremo tentativo per fronteggiare la sosta selvaggia. Si parte da via Santa Sofia all'altezza del pronto soccorso del Policlinico, teatro di maxi ingorghi per la verità causati non solo dalle auto in sosta vietata, ma per il noto imbuto che si crea in prossimità del parcheggio dell'ospedale. Multe a raffica e conseguenti ceppi bloccaruota per decine di automobilisti. Si può parlare di nuova era, si può parlare semplicemente di una nuova modalità di sanzione accessoria che ci dà supporto e che chiaramente in un certo senso serve anche a non lasciare impunite determinate situazioni che creano gravi difficoltà alla viabilità. A Catania si è parlato tanto di prevenzione e non è servito. Adesso si cambia e si passa alla repressione. Diciamo è inevitabile a fronte dei numeri, quando si avrà un numero di operatori così consistente da poter assicurare una copertura del territorio non ci sarà bisogno più di reprimere o quantomeno la repressione sarà minore, ci sarà più prevenzione con la presenza. Per chi si è visto bloccare l'auto con le ganasce, oltre al verbale, dovrà effettuare un pagamento immediato di 60 euro agli ausiliari della MTS per avere l'auto liberata. Lo sbloccaggio, si legge in un opuscolo in italiano ed in inglese rilasciato sul parabrezza, si esegue contattando i numeri 095 50 52 11 o 331 20 18 557. Dalle 20 in poi gli addetti AMTS procederanno alla rimozione del veicolo, che potrà essere ritirato nella rimessa AMTS in via Plebiscito 747, in questo caso pagando la multa e il servizio di carro attrezzi. Nubi sul progetto di rilancio di Termini Imerese. La Pelligra Holding, che ha sede in Australia, avrebbe ceduto il 90% dell'azienda, ma in Italia il gruppo conferma l'impegno preso. Manlio Viola. Il futuro torna incerto per gli stabilimenti ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. La soluzione che sembrava acquisita torna ad essere una chimera e il gruppo Pelligra, che ha vinto la gara, diventa improvvisamente minoritario rispetto al progetto di rilancio. La Pelligra Holding avrebbe infatti ceduto il 90% dell'azienda, che ha vinto il bando del Ministero del Made in Italy per Termini Imerese. Attraverso cessioni e ricapitalizzazione adesso il 70,22% andrebbe all'azienda Nicolosi Trasporti, un'impresa di logistica, il 19,7% al consorzio artigiano edile costruttori con sede a Comiso. Si tratta delle due aziende che erano già state indicate come partner nel progetto di rilancio di Pelligra Group. Pelligra, attuale presidente del Catania Calcio, aveva vinto il bando del Ministero delle Imprese con un'offerta di 8 milioni e mezzo di euro e l'impegno di assumere almeno 350 dipendenti. L'attività della sua holding è chiaramente incentrata alla ricerca di partner per far ripartire le aree industriali e per poi farsi da parte. Ma il passaggio effettuato prima ancora che il progetto entri nel vivo
allarma le parti sociali. La Regione per parte sua annuncia che vigila e continuerà a vigilare. Se sarà necessario faremo un tavolo invitando anche il Ministro a partecipare per comprendere quali sono i passaggi successivi, quali le strategie e le evoluzioni. La prima cosa che dobbiamo garantire è la reindustrializzazione di quell'area e il mantenimento dei livelli occupazionali, dice l'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio. Ma fonti vicine all'azienda rassicurano che Pelligra Italia conferma il proprio impegno nel progetto di rilancio del sito di Termini Imerese e smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi o notizia relativa a una vendita. Parliamo di crisi idrica, fa discutere WeBuild, il gruppo che farà tra l'altro il ponte sullo stretto, che propone investimenti privati per 900 milioni per realizzare dissalatori e potabilizzatori e risolvere in 2 anni così in tutta l'isola questo problema che si trascina ormai da tempo. Sentiamo. Arrivano quasi 3 milioni e mezzo di euro stanziati dalla Protezione Civile per contrastare la crisi idrica nell'Agrigentino. Serviranno a realizzare ben 9 diverse opere, 2 riguardanti il capoluogo e altre i territori di Ravanusa, Montevago, Santa Margherita Belice, Canicattì, Lucca Sicula, Favara e Ravanusa. Ma mentre si impiegano fondi pubblici alla ricerca di pozzi e per collegare fra loro acquedotti e dighe, viene depositato alla Regione Siciliana un progetto che potrebbe risolvere definitivamente i problemi di acqua nell'isola. La crisi idrica in Sicilia potrebbe essere superata in 2 anni senza spendere un euro di denaro pubblico. La proposta in questione è stata lanciata alla Regione Siciliana da WeBuild, azienda centrale nelle operazioni che riguardano il ponte sullo stretto, che si propone ora anche come partner idrico. WeBuild nel mondo gestisce già depuratori che forniscono acqua a 20 milioni di persone e propone investimenti privati per 900 milioni che in 2 anni potrebbero consentire di mettere in campo dissalatori e potabilizzatori per fornire acqua a tutti gli abitanti della Sicilia. Adesso la scelta tra le varie soluzioni possibili è nelle mani della politica, ma è finalmente disponibile una soluzione concreta, ha detto, offrendo alla Sicilia il proprio progetto Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild. Lo ha fatto a margine della Biennale di Venezia, dove l'azienda è stata premiata. Un progetto che piace alla Lega, che spinge perché l'idea venga presa in considerazione. A pensare anche gli azzurri di Messina, i compagni di partito di Schifani nella città dello Stretto, vorrebbero sposare il progetto. L'idea viene invece bollata come l'ennesima bufala dalle associazioni ambientaliste, che parlano di un tentativo di WeBuild di spostare l'attenzione dal disastro rappresentato dal ponte sullo stretto, facendo passare il progetto come la panacea di tutti i mali. Dopo anni di attese, rinvii e annunci andati a vuoto, Mozia, la più grande delle isole dello Stagnone di Marsala, di fronte a Trapani, ha finalmente la corrente elettrica. Con l'arrivo dell'energia pulita, quindi addio al rumore del gruppo elettrogeno a gasolio. Il progetto finanziato dalla Regione Siciliana. Ci dice tutto nel servizio Laura Spanò. Acceso il nuovo elettrodotto che collega l'isola di Mozia nello Stagnone di Marsala alla rete elettrica siciliana, un'opera attesa da anni e che segna la fine del vecchio gruppo elettrogeno a gasolio in favore di una fornitura stabile, sostenibile e non inquinante. L'intervento, finanziato con 2,5 milioni di euro dalla Regione Siciliana, è stato realizzato da E-Distribuzione. Abbiamo accelerato i tempi per rispondere a un'esigenza non più rinviabile. Ora Mozia può offrire ai visitatori un servizio all'altezza del suo straordinario valore culturale, garantendo una migliore fruizione e permettendo al museo gestito dalla Fondazione Vitacchiera di estendere gli orari di apertura, ha sottolineato il presidente Renato Schifani. Il nuovo cavo sottomarino, posato a 10 metri di profondità con tecnologia a basso impatto ambientale, garantisce una fornitura elettrica di 400 kWh. I tratti a terra, realizzati anche a mano per rispettare i vincoli archeologici, completano un'infrastruttura pensata per il futuro. Nel corso dell'evento, che si è tenuto nella sede museale di Mozia, è intervenuto anche l'amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri, che si è detto orgoglioso di consegnare a Mozia un modello di efficienza e sostenibilità che apre nuove opportunità di sviluppo per l'isola. Mozia ora guarda al futuro con una nuova luce sostenibile, stabile e culturale. Una giornata di sport e benessere in piazza Università a Catania, con centinaia di alunni delle scuole catanesi coinvolte in tantissime attività, grazie all'iniziativa che ormai è giunta al 4º anno, organizzata dal quotidiano La Sicilia. Vediamo.
Una piazza università affollatissima di giovani studenti per la quarta edizione della manifestazione Sport e Benessere organizzata dal quotidiano La Sicilia. 11 scuole, ben 800 alunni. Quale migliore occasione di portare i ragazzi in piazza a giocare, a fare pallavolo, badminton, a stare nella piazza più bella della città, nel salotto della città, insieme con noi una volta di più. Non solo moltissimi bambini accompagnati dai loro insegnanti per questa giornata di festa, ma anche tanti sportivi, organizzatori e persino campioni del mondo. Combattere questa sedentarietà, staccando i ragazzi dagli smartphone, facendogli conoscere magari dei campioni. Abbiamo presenti questa mattina Salvatore Cavallaro, boxer catanese che ha fatto le Olimpiadi a Parigi e le redicità, e anche Matteo Melluzzo, staffettista italiano, campione europeo, e proprio ieri è arrivato dalla Cina qualificandosi con la staffetta nostra per i mondiali. Inondato dall'affetto dei piccoli alunni, il campione europeo della staffetta 4% Matteo Melluzzo, reduce dalle Olimpiadi. Adoro questi eventi, soprattutto da trasmettere ai ragazzi i valori sani dello sport, e credo che bisogna partire proprio dai più piccoli per sognare poi in grande. Facciamo una pausa, tra poco ancora sport, ma ci occuperemo di calcio. Vi aspetto. Bentrovati, adesso il calcio, la Serie B pari e delusione per il Palermo ieri al Barbera contro la Carrarese. Rosanero che chiudono la regular season all'8° posto. Adesso però ci sono i play-off e sabato i siciliani andranno fuori casa per giocare contro la Juve Stabia. Marco Gulla. Fischi, delusione e silenzio le tre K-Wars che hanno segnato la serata di ieri al Barbera. Il Palermo pareggia 1-1 con la Carrarese, salva e senza pretese. Chiude all'8° posto la regular season e manca l'aggancio al 6° posto, che sarebbe arrivato in caso di vittoria. Il Palermo adesso tornerà in campo sabato per affrontare fuori casa la Juve Stabia nel primo turno playoff. Dovrà vincere entro i tempi supplementari, qualora ci fossero, perché in caso di parità a staccare il biglietto per le semifinali sarà la squadra campana, obbligati a vincere quindi. Al Barbera il Palermo contro la Carrarese doveva e poteva fare di più. In un clima ancora di contestazione i rosanero non hanno sprintato, anzi per larghi tratti di gara hanno giocato con il freno a mano tirato. A sbloccare il match questo gran bel gol di Spendi. Il pubblico fischia, la curva nord contesta, Brunori sbaglia sotto porta, poi Giampalo non è quello di alcune giornate fa. Nella ripresa la squadra di Dionisi prova a cambiare marcia, la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo rimediato da Guarino. Entrano forze fresche, tra cui Leduaron. Di Mariano va ad un passo dal pareggio, gran bordata ma salvataggio del portiere avversario. Il pareggio però lo firma il francese Leduaron nel finale 1-1. I rosa vanno all'assalto, poi Ampalo sfiora il 2-1 ma poi nel tap-in non riesce a correggere in rete. Finisce in parità, fischi e silenzio stampa per il club rosanero. Sabato alle 19:30 sfida a Castellammare, servirà un altro Palermo per accedere alla semifinale playoff. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Non ci sono altre notizie, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.